In un campo ostico, freddoloso, ma 4 punti, anche se la classifica parla diversamente, 3 punti di distacco non sono così tanti. Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buon lunedì da Federico Aldarella. Siamo a Giardinello per Giardinelense Athletic Club Palermo Under 19, una sfida importante di questa quinta giornata che si gioca tutta oggi con questo anticipo, ma con gare in contemporanea di questo campionato Juniores Under 19. Athletic Club in maglia total bianca praticamente, con il Giardinello, la giardinese formazione di casa con completo giallo-rosso, squadre schierate in campo. Giardinellese ottava in classifica con 4 punti, dei club invece terza in classifica alle spalle di San Giorgio Piana e Pardonval. Pesa tanto, scontro diretto perso 2 giornate fa proprio a Piana, ma adesso Athletic ha poi di risalire, ma deve prima andare a vincere su un campo osteo come questo di Giardinello. 4 punti per la formazione di casa, 7 per l'Athletic Club di Mister Cipolle, che oggi ha la possibilità di risalire la classifica e avvicinarsi ancora alle prime 2 della classe. Il Giardinello però sa che con una vittoria a Cancello proprio Athletic Club, quindi una partita più importante che mai, forse la più importante di questa quinta giornata di Juniores. Pronti per partire. Giardinellese che attaccherà nella tribuna frontale quest'oggi, non laterale, quindi da questa parte fino all'altra parte del campo. Per me sarà solamente quando si è attaccata a quel lato, perché si va un po' giù male, infatti, cosa che faremo in questo istante. Il calcio inizia comunque, lo batte formazione di casa. L'ok dei due portieri, biglietto di gara. Si parte adesso col calcio inizio battuto da Giardinellese, che gioca il primo pallone della partita con il numero 10 in possesso, Zora, che allarga a sinistra. Giardinellese con uno schieramento praticamente a 3, pallone in verticale per la velocità del numero 7 Nino Candela, che viene subito rimontato da Samuele Martini, e poi si impegna ancora Giardinellese in avanti, però è partita forte la formazione di casa. Pallone in mezzo, deviazioni, Martino che evita però che il pallone esca in calcio d'angolo, lo tiene, poi però non riesce a spazzare, allora sarà rimessa da in zona attacco per la Giardinellese, che fa subito un mucchio in aria a battere stabile, anzi no, ribellino con le mani, pallone in aria che spiove, poi in zona c'è Zora, palloni a rimorchio deliberato di club, chiamano un tocco di mano alla fine per uscire l'Athletic con Clemente, che fa un grande aggancio e apre a destra, dove si è fatto vedere Manuel D'Amico, il bomber di questa squadra. Ancora Clemente di petto, subito scatto in gallina, l'appoggio invece è a cercare Viola, che oggi è la maglia da titolare. Poi si è in mezzo al campo però per la Giardinellese, sul pallone ribellino. Colpo di testa qui, qua Giardinellese in avanti, qui bel lavoro poi di Viola, che non riesce a spedire in avanti per l'esterno della parte opposta, che Salvatore Giovanni altro contrasto e altra punizione. Lancio lungo a cercare in gallina, colpo di testa da parte di Stabile che allontana. Palla a destra dove può viaggiare Macaluso, che ha spazio, belli corpo al corpo con Di Giovanni, che ha recuperato e poi giudice il pallone in out, chiaramente afferrato di club.
rientrare in attacco per l'Atletico, che dopo i primissimi secondi leggermente di sofferenza però un push con la palla per Di Giovanni che prova a ingaggiare 1 contro 1 con Ribellino, poi la palla dentro per Clemente che si appoggia, poi la conclusione immediata da parte del centrocampista Ercoleo dell'Athletic Club, mentre spinge Martino sulla destra, va il pallone in mezzo, ha messo fuori Paolo Sciacca, prova a uscire, poi grande palla invertita qui per i movimenti di D'Amico che prova il pallonetto sull'estremo difensore nel fidazione dell'Athletic Club, la palla ancora lì, la conclusione di Viola con la palla che termina alta di poco, qui grande azione del club con la conclusione del numero 8 che finisce alta di poco prima per occasione per gli uomini di Cipolla. Colpista Ercoleo che però ha spinto l'avversario e la punizione per la Giardinellese che nonostante si sia buttata per primi in avanti ha subito la prima mezza occasione del campo con la conclusione di Viola che è terminata alta di pochi centimetri sopra la porta dell'estremo difensore Tinerbia. Lancio lungo a cercare il numero 9, anticipato però molto bene. Rimessa poi Giardinellese. Caltagirone palla rimessa. Palla allontanato, fallo in attacco però. O cambio. Rischiato il numero 6. Capiterà molto vicino, non ha. È visto benissimo. Battuto irregolare dell'esterno del Giardinellese, rimessa che passa e qui maglia bianca con i colori suci e rosa nero, qui porti avanti il pallone D'Amico che però spilla avanti, svirgola però impatto col pallone. Allora buono qui il controllo di Fiorenza che si gira, c'è un altro fuori mezzo al campo. Pallone allontanato, poi ancora Zarotto in mezzo al campo, respinti in avanti, colpo di testa dietro un po' rischioso alla fine, pallone che è facile, presa di Marco Lorello. Lancio lungo, dice allunga di Mister Cipolla e la fa sfida in gallina per il movimento di Clemente che è buono contro linea di rigore, vedi che sta molto bene e poi bravo Tinerbi in uscita a evitare anche il corner, il doppio tocco. Viola, bella la ruletta di Viola, nello stretto non passa. Allora ancora atto di club però con la forza fisica di Clemente per sfondare il muro della Giardinellese. Pallone che esce in laterale. Rimessa laterale in aria, allontana Zora. Poi di Giovanni 50 a terra, uno a centrocampo, Viola recupera l'ennesimo pallone, lo gioca su Clemente, largo arriva il numero 7, Clemente calcia e stampa sull'incrocio, che conclusione, un bolide del numero 10 di Club che stampa sull'incrocio dei pali, gran destro del numero 10 targato Clemente, si stampa sull'incrocio dei pali, prima grandissimo occasione per il Club, ha ignorato la rivida amica a destra, ha voluto andare per il destro, ha fatto bene in realtà, ma è sfortunato perché prende in più l'incrocio dei pali. Allontana Ribellino, poi Clemente ci prova al volo, sempre con un po' di astuzia.
pallone dentro, prova ancora Zora a smistare, poi 2 lì in mezzo al campo con l'ennesimo pallone recuperato da Rosario Ercoleo. D'Amico sta spendendo molto bene il gioco del club in ripartenza, movimento di Clemente, entra in gioco, ci arriva allora il numero 2 Martino che prova a prendersi così, da solo penetra tutto a Zora che resiste, poi D'Amico! Stop di sinistro, va col destro, pallone largo, lato del club che va ancora una volta vicino al vantaggio, poco fa con l'incrocio Clemente, ora con la conclusione di Manuel D'Amico. Qui il rinvio così di Tinerbia, Zora è bravissimo però metto giù, si vede da prima che hanno più di qualità di questa giardinella. Lancio lungo, bravo Martino in chiusura. In gallina, lotta per il possesso, è partito però posizione irregolare, fu gioco di rientro il numero 9. Chiuserà qui da parte di Lanza, c'era fuori gioco il gioco della giardinellese, quindi con in attacco e poi inizia la del club. Tribuna frontale tipica quest'oggi, Ribellino indisturbato può impadronirsi il possesso, lanciare un colpo di testa ad allontanare da parte di Luca Antona, poi verticale di Lanza, una grande palla per lo scatto in gallina che la controlla pure bene di petto, in mezzo arriva Di Gioni, servito il numero 11 Tinerbia, è super in uscita a tu per tu col numero 11 Athletic, alla meglio l'estremo difensore della giardinellese, ma grande azione ancora una volta del club che arriva al tiro, la terza conclusione nitida della sua partita in questi primi 10 di gara. L'incrocio di Clemente, l'occasione per D'Amico, adesso quella per l'altro esterno, quello di sinistra di Giovanni, e qui ci ha messo il suo anche Tinerbia, però Athletic sta praticamente dominando in questi primi 10 di gara. D'Amico aspetta e trova in movimento in mezzo, a voto tutti, a voto con tutto Clemente, non è finita, arriva la conclusione e stavolta la palla è dentro, ha segnato Manuel D'Amico che poco fa aveva sbagliato l'occasione, aveva fallito l'occasione 1-0, ma adesso meritatamente, praticamente alla quarta occasione, l'Athletic Club passa in vantaggio al centro sportivo di Giardiello e 1-0, ha realizzato il solito Manuel D'Amico per l'1-0. Il Giardiello è un po' scoperto sulla ripartenza. È andato a voto sull'intervento sul cross in mezzo da parte di Ercoleo e poi è arrivato il gol del vantaggio. Ha fatto anche Clemente, ma sulla palla messa fuori male al giardiellese D'Amico non ha perdonato, 1-0 per gli uomini di Mister Cipolla che hanno preparato benissimo questa partita, cercando subito verticalizzazioni. La giardinese che oggettivamente è entrato bene in difficoltà ed è entrata adesso anche sotto in svantaggio dopo 11 di gara. Il gol è sempre ad opera del numero 7 Manuel D'Amico. Direttamente scodellato in mezzo, troppo lungo, inarrivabile per Giuseppe Gaio, centravanti da giardinellese. Fa coppia con Simone Geloso. Lancio lungo per Clemente, posizione regolare, pallonetto di Clemente che ha visto Tinerbia fuori, però il pallonetto è troppo debole, facile per il numero giardinellese. Ancora una volta posizione regolare e verticalizzazione che ha messo fuori causa tutta difesa giallorossa. Viola, Lotti in mezzo al campo, gran lavoro di Zora che non perde
di contrasto, soprattutto a perdere il pallone, lo perde poi su questo scambio veloce tentato. Fiorenza è passata lì. Tarantino comunque che ha messo da quale poi è nato il gol del vantaggio Atletico, cioè quello di D'Amico che va il parziale 3 minuti fa. Bello il controllo di Tarantino che prova a mandare ancora D'Amico che aveva campo, ha potuto sterzare. Ottimo recupero qui di Paolo Sciacca che va lì dietro. Da Tinerbia che è indisturbato può giocare con calma, pensare di c'è l'appoggio di Sciacca. Tinerbia va a rinvia ancora così, Clemente tocca di testa, poi Tarantino. Martino, ancora Tarantino, bello il triangolo stretto con il terzino. D'Amico prova a girarsi, scivola sul pallone, rimessa laterale. D'Amico vuole un fallo, ma sì, più appoggio mai sul pallone, è scivolato, l'ha rimessa per la giardinellese. Gaio dentro per Geloso che è veloce, palla così allontana di Giovanni, ancora una volta poi sotto in mezzo al campo con Tarantino che esce benissimo, addirittura in mezzo a due, in bello stile numero 4 dell'Atletica, pallone in verticale interessante che fa viaggiare D'Amico sull'otto di destra, rientra il numero 7 Mancino, guardi mezzo, può calciare, va al cross per Clemente che controlla, può scaricare, lo fa su Ingallina che stoppa, destro di Ingallina, Tinerbia dice di no e la fa su in due tempi. Altro occasione per l'Atletic. Lanza, Piscippa in avanti, Ingallina entra dal fuorigioco, a voto il difensore Ingallina, ci mette il piede Tinerbia con la palla che quasi gli sfugge, riesce a farla sua quasi in 3 tempi. È praticamente una difesa a 4 quella della giardinese, però con i terzini molto alti e su queste verticalizzazioni non c'è una mano. Tra l'altro esterni di tutto rispetto con gli altri del club, che se non c'è il lavoro dei terzini vengono messi in difficoltà come in questa situazione, dove però è bravo Ribellino, poi riesce a uscire molto bene la giardinellese con Macaluso, fa in attacco la spinta di Giovanni. Qui prova a guadagnare qualche metro di troppo la formazione giallorossa. Di Giovanni in qualche modo riesce a scaricare su Viola, chiude Ribellino, poi la testa del numero 8 per rispedire il pallone in avanti, così Sciacca prova a disimpegnare, ci riesce, rinviando questo pallone più lontano che può, si alza un campanile. Geloso lotta ancora con l'altro numero 11 che è Di Giovanni, ha messo troppo il corpo, il centravanti giallo-rosso e infatti commette fallo, punizione. Tarantino, palloni al limite a cercare D'Amico che si era staccato, ottiene quei sacchi di Sciacca. Antonio in copertura lascia questo pallone. D'Amico per Di Giovanni che taglia, riesce a toccare per Ingallina che accampa per tanti a sé, ha un'autostrada, Ingallina sul primo palo, buca Tinerbia, stavolta non sbaglia, è 2-0 per l'Athletic Club che continua a viaggiare negli spazi che la difesa giardinellese lascia, è 2-0 per l'Athletic Club. L'assist di Giovanni che era ovviamente il numero 9, Ingallina poi davanti alla porta difficilmente sbaglia. Sbagliato una volta ma la seconda, no, 0-2 al giardinello. Il parziale
18esimo era doppiata lì. Clemente, colpo per Viola, in gallina, è andato via ancora la giardinese che non riesce a tenerlo, in gallina va per la porta, stavolta manda alto, ma ancora una volta la facilità con cui è arrivata il club in porta è disarmante. Grande palla in verticale di Viola, lo scambio con Clemente, rinvio di Sciacca corto, vicino sulla destra per Ribellini. Zora, diceva il capitano, è 10 della Giardiellese. Occhio al pressing, altro pallone conquistato con Clemente che mette il piede sul pallone, riconquisti in un secondo momento. Ancora Viola, bella ruota di Zora che replica la giocata che poco fa ha fatto Viola, che infatti va in contrasto falloso sul numero 10 della Giardiellese. Punizione battuta. Pallone in verticale, proiezione di Sciacca fino all'ultimo, D'Amico ci crede e poi sbaglia Sciacca e la porta via ancora D'Amico che mette il pallone in mezzo. Tinelli la fa sua, non Sciacca ma Stabbi si addormenta di tutta la proiezione. Clemente rientra, Clemente qui di Ribellini. Nieve non la può prendere però perché è stato dentro passaggio, precisamente i Ribellini che infatti non c'è. Guarda che te l'ho passata io. Punizione dentro l'area in diretta per la tecnica, la batte velocemente Clemente. È tutto buono perché Gallia ha messo a terra e ha scaricato su Clemente che se ne del 3-0. Giardiellese è troppo ferma, troppo immobile. È grossa ingenuità. In questa situazione 0-3 l'Athletic Club vola in questi primi 20 di gara. Clemente per tenere via fuori, prova addirittura il gol da Cineteca. Giardinese che deve assolutamente riprendersi e soprattutto deve cercare di uscire un po', cercare di creare qualche occasione. Zona di destra. La palla a terra, la spinge ancora in avanti, poi bellissimo per di Rosario Arcolero. D'altra parte forse cercava Tarantino, la palla è lunga, è troppo corta per Di Giovanni. Allora ha rubato il pallone il 5 che prova a involarsi, c'è fallo però. Antonio Macaluso con il per la Giardiellese. Bella batosta stare 0-3 dopo 21 minuti però. Alla fine Athletic ha sprecato però poi si è fatta perdonare riuscendo a mettere la partita sui binari giusti dopo pochissimo. Zora sul pallone, morbido Zora attraversa, approfittando anche del fattore vento, però la Giardiellese grazie a un grande calcio di Zora si rende pericolosa, colpito attraverso il numero 10, quella che ha preso un effetto strano, state a vedermi attenti. D'Amico
Clemente, grande sventata di Ercoleo a sinistra, l'altra parte per Di Giovanni, finta di corpo, cerca l'imbucata per Ingallina, è interessante, arriva ancora Ercoleo, zona tiro, da penetrare in mezzo a 4, cerca un tunnel addirittura per il supporto di Di Giovanni aiutato da Viola. Alla fine la meglio è Macaluso che allontana ma allontana male, la palla ancora per Athletic, rimpallo vinto dai Giovanni che ragiona su Clemente, grande imbucata dentro per D'Amico, troppo lunga, forse anche in offside, numero 7 comunque ci è uscito pallone dentro per Clemente che taglia, la palla è corta, il rimpallo è ancora di Nervi, è facile. Giardinese che posta al passo, lo fa male con il destro di Viola che però in pensieri di Nervi, è facile. Bellino, non riesce a trovarsi giallorosso, ancora persino di Giovanni. Ribellino troppa fretta e soprattutto cambio a prestare il 3, ma giallo anche per il 3 che protesta, ma troppo rapidamente male soprattutto la rimessa laterale. Sì. Ingallina, la posizione è regolare, Ingallina va al cross, Murato. Poi Tarantino. In mezzo per Di Giovanni che fa sponda di petto per Ingallina che gira a destra per Dario Di Martino, la palla è troppo lunga, inarrivabile per il numero 2 dell'Athletic. Clemente, D'Amico per provare di girarsi, lo fa molto bene, deviazione, la palla schizza sui piedi Ingallina che può anche calciare, invece allarga bene su Di Giovanni, controllo, rinuncia a calciare col piede debole, poi scarica su Viola per Ingallina e questa è una gran parata di Nerbia che si esalta e mette in calcio un grande intervento del numero 1 della Giardinellese che dice no al 4-0 alla doppietta di Ingallina. Gran parata del numero 1 che si riscatta, ci sarà calcio d'angolo. Batte Di Giovanni questo corner proprio sotto la nostra postazione, sotto la nostra tribuna. Nere Clemente, Ingallina, anche Antone è salito, pallone in mezzo, i nervi in anticipo su Ercoleo. Fa ripartire la Giardinellese con Macaluso che prova a distendere i suoi, rimontato bene da Viola che recupera l'ennesimo pallone della sua partita. 28-03 la Giardinella Paddle Club che subito la partita in discesa. Una Giardinese che ancora non riuscirà a esprimere il proprio gioco. Pallone perso, verticale per Ingallina, fuori gioco. L'arbitro con un attimo di ritardo alza la mano e si vinceva da qui.
Zora nasconde il pallone alla pressione di Viola, lo affida lì vicino su Fiorenza che allarga male. Martino, più avanzato lui, che era il recupero di Zora. Ingallina su Dormiti, Ribellino resiste, Ingallina! Potente spacca la porta, 4-0. Solamente con qualche secondo di ritardo arriva il quarto gol da Athletic Club con Ingallina, che segna la sua doppietta, continua a scalare anche la classifica marcatori. 4-0 adesso diventa già un passivo pesante in questa prima partita. Ribellino che è già munito per questi informazioni direttamente la fisicità del numero 9 della Athletic Club. Dico, con la firma è arrivata a 4 gol. Lorello allarga su Tarantino che alza questo pallone male, controlla Zora che vuole calciare da lontano, fa fuori. Ci ha provato Zora, ci prova sempre. Clemente, allora in verticale, D'Amico in fuorigioco, Ingallina no, infatti ci cade lui, Ingallina, ti nervia, l'arbitro ha fischiato, a quanto pare in fuorigioco anche il 9, ma forse no, perché è stato in realtà D'Amico quello che era in posizione irregolare, che ha influenzato la posizione del numero 9, quindi comunque in realtà è una posizione più attiva che mai. Pallone in avanti, squadrato ancora una volta, non c'è nessuno in quella zona. Che grande palla qui da parte di Giovanni che fa veggere D'Amico, che entra in area da destra. D'Amico guarda in mezzo, può rientrare e calciare. D'Amico non calcia, è 1 metro alla porta, si appoggia, Ingallina, non calcia nessuno, recupera la difesa. Poi D'Amico, deviazione sul suo sinistro, incrocia i pali, secondo la parte del club, non passa lo 0-5. Per Ribellino, palla al lungo, Tarantino di testa, non sbaglia l'intervento. Caltagirone sbaglia, lascia il pallone, Ingallina all'angolino, fa tripletta, 0-5 per l'Athletic Club. Altro Ormita, la resa della Giardinellese. Ingallina si invola verso la porta, 0-5 e tripletta per lui, e subito diventa un serio candidato alle vittorie della classifica marcatori. Vero che non è un campionato tanto lungo, perché comunque c'è 11 squadre, però è sempre una bella soddisfazione vincerlo. Però non si deve parlare in questo momento e in generale di premi, soddisfazioni personali. Tanto l'Athletic va sullo 0-5 al 33esimo.
C'è un cambio pronto. La Giardinellese, che effettivamente sì, ha bisogno di cambiare qualcosa. Esce Caltagirone, che forse è l'occasione di prima, quando il Shape Lengalini si è fatto male, ed entra il numero 14 Francesco Lombardo. Quindi primo cambio della Giardinellese, con Caltagirone che si dirige dritto nei spogliatoi. Non so per qualche acciacco fisico o altro, comunque qualcosa da cambiare effettivamente, lo dice, il risultato c'è per la Giardinellese. Con non sembra cambiare nulla, perché il 14 si mette nella stessa posizione del 5 come centrale di sinistra. Martino resiste, poi rintana Arcoleo D'Antona che spedisce poi in avanti, D'Amico, Clemente, deviazione. Bella la finta qui, il numero 1 che scodella in avanti per il controllo, per la proiezione di Antona, che fucile il pallone in alto, fuori fondo per la Giardina, per la Club. Qui si è aperto via a stretto Tarantino, ma la palla è persa per il Club. Recupera immediatamente Arcoleo. Hanno recuperato una quantità di palloni, i due mediani, la Tedic, Arcoleo e Viola, clamorosa. La via con l'imbucata per Di Giovanni, che aveva fatto il movimento, poi si è fermato. Infatti non si intendono in questa situazione i due. Lombardo, D'Amico per recuperare il pallone su Stabile che ha aspettato troppo. Poi l'imbucata per Clemente e controlla, va a chiudere il destro, poi pallone in mezzo per Di Giovanni che clamorosamente svirgola, in gallina calcia di nervi e poi ancora in gallina. La mette ancora dentro per il 6-0 con molta cattiveria in gallina, quasi arrabbiato, frustrato per l'errore di Giovanni che aveva svirgolato il pallone. E poi in gallina la mette dentro per il gol del 6-0. Poker di gallina, poker di gallina. Primo tempo completamente a senso unico. Netta superiorità per ora dato del Club. Arcoleo, slalom tra i difensori della Giardinese, poi pallone dentro per D'Amico che rientra, si sbilancia col corpo però dopo il dribbling, prende vivo questo pallone. Arcoleo arriva al limite, può anche calciare. Arcoleo per penetrare, poi Clemente si gira, ma ruota male il busto e spiccia il pallone. Tarantino, ancora Fiorenza, anticipo di Martino, poi Candela, specie poi in avanti per Geloso che salti di testa, non c'è nessuno a raccogliere la spizzata, allontana ancora Tarantino che non ha sbagliato neanche un intervento in questo primo tempo. Clemente a terra per recuperare il pallone, ma c'è il fallo in precedenza sul 7. Il Giardinello, Nino cambia la posizione. Zora dentro, è uscito con estrema sicurezza Lorenzo. Arcoleo ruota, alza la testa, pallone in verticale per il taglio di Giovanni che ci crede, in vantaggio per Tinerbia. Il numero 1.
rimessa 3 Giardinello. Tarantino. Arcoleo è scivolato geloso. Rick può impostare. Quando mancano 2, anzi 1 e mezzo alla fine di questi primi 40, questo primo tempo. Con le mani Tarantino. Clemente controlla, poi col sinistro trova una grande palla per la corsa di Giovanni Osceo. Tinerbia, la palla è lunga e Tinerbia riesce a far prima del numero 11. Avanza qui Macaluso, stoppato Tarantino e chiude ancora molto bene. Clemente, perdi il duello con Zora che mette ancora la qualità al servizio dei compagni. Bella finta Ercolo che sta facendo un partitone. Allarga su in Gallina che è in posizione irregolare. Uomo del pokerissimo, del poker anzi. 4 gol sui 6 segnati da Atletic in questo primo tempo, poi completano questo set, diciamo, i gol di D'Amico e quello di Clemente. Fallo, siamo oltre i 40, forse si batterà questa munizione. Batte Zora, scodelli in mezzo, è una palla interessante che termina in out, rimessa al fondo per la del club. Tarantino. Di Giovanni riesce a far bene il ripellino. Serve Viola. Poi l'esterno fa correre in Gallina, sempre presente in Gallina, da sponda a sinistra, viene chiuso. La sciacca con la spettale, Barco, corner. Fatto il corner di Giovanni. Ok, saltatori, palloni in mezzo. Antona alla fine la prende sempre in Gallina. 0-7. Ancora in Gallina, completamente isolati nella rigore. Nessuna marcatura sul numero 9. Cosa anche alquanto strana, vista la fisicità dell'attaccante dell'Atletic, che segna lo 0-7 e il pokerissimo. Poco fa, no, sapete il termine dicendo pokerissimo quando aveva fatto poker. Adesso sì che è pokerissimo. Quinto gol di Gallina, sarà 6 gol in classifica marcatori. Primi 43. Tarantino. Clemente apre molto bene su Di Giovanni. D'Amico cerca il tacco, si trova il pallone lì, chiuso a Lombardo, ancora D'Amico resiste la finta del 7, ancora ma D'Amico in mezzo a 2 fa quello che vuole, va col destro. Pallone alto, si è un po' intestardito per il gol. Candela
però il sussulto al giardinellese. A questo punto la del club momentaneamente è secondo, aspettando il risultato di Parma e San Giorgio a 10 punti. Si sarebbe primo, ma aspetta il risultato. La Parma è prima a 8, il San Giorgio secondo. Anzi, perdono, Parma prima a 10, quindi raggiungerebbe San Giorgio secondo 8 punti. Con questa vittoria raggiunge il secondo posto. Gallina contro 2 per il pallino, però libera e ci riesce molto bene. Alla fine, secondi del primo tempo. Antona, Fiore, Viola, può girarsi, ma ricomincia da Antona. Adesso senza fretta l'arbitro guarda il cronometro perché siamo quasi al 45. Viola, i giovani predetto l'ultima azione del primo tempo in attacco all'Atletica, cioè così Lombardo. E l'arbitro infatti manda adesso tutti negli spogliatoi, un secco 0-7 per il club. Astensione in questo primo tempo, le cose si mettono malissimo per la giardinellese. Adesso c'è un altro tempo, come se non bastasse già questo 7-0, torniamo tra poco per il secondo tempo. Folgore Castelvetrano, Don Carlo Misilnari, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolo Celluffo e benvenuti allo stadio Paolo Marino. Prova a metterla giù Cernia, non è semplice, il terreno non è in perfette condizioni e quindi Lupo tenta. Folgore Castelvetrano, Don Carlo Misilnari, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolo Celluffo e benvenuti allo stadio Paolo Marino. Prova a metterla giù Cernia, non è semplice, il terreno non è in perfette condizioni e quindi Lupo tenta la giocata, poi da fuori il tiro da parte di Ashur. La Vardiera si è proposto, poi Federico, attenzione alla possibilità per il Misilnari, la fa passare Pavisic sul secondo palo. Ferrara la lascia a Lucera, ancora Lucera per Cernia, chiusura difensiva da maestro da parte di Altieri. Chiaro che per motivi diversi la posta in palio è certamente significativa, da una parte la voglia di risalire la classifica della Don Carlo, dall'altra quella della Folgore di consolidare un piazzamento in zona playoff. Attenzione a Lucera che apre, cambia tutto, la conclusione di Pavisic e la gran risposta di Pizzolato. Una delle ultime opportunità dunque di questo primo tempo. Lucera la lascia a Romano, batte sempre corto, la girata, il palo colpito da Pellegrino. Cernia con il petto ci prova da casa sua. Cernia para centrale, Pizzolato, eccolo servito il 7 e spalle alla porta. Cernia ci prova, Cernia, Pizzolato para, prova ad autolanciarsi Federico, arriva il fischio dell'arbitro che estrae un altro cartellino. Attenzione, perché i paraggi c'è anche Montori che è già stato ammonito. Giallo e rosso, eccolo qua per Montori che era già ammonito e quindi lascia la Folgore in 10 uomini. Bargione fa una bella giocata e va da Altieri che ci prova da lontano.
Lucas Sebastian Tieffo. Tarantino, movimenti di Fofana, se la porta avanti con la testa il 9, c'è Pellegrino davanti a sé, lo ostacola senza fallo, bravo qui Pellegrino. L'altro cross di Tarantino, Baldassar Murania per Fofana, intervento miracoloso da parte di Pellegrino che con la punta ferma Fofana. Che palla gol per la Folgore, qualche protesta del pubblico, nulla di fatto. Secondo il giudizio dell'arbitro è stato fenomenale Pellegrino con questa chiusura. Cosentino sale anche lui, la guarderà, alza la testa e crossa per Matera, pizzolato con un pugno, brivido per i tifosi della Folgore. Lupo, movimento di Fofana, ecco che veloce l'attaccante, Zummo prima di lui. Battuta, pizzolato, finisce giù, non c'è fallo, triplice, fischio, finisce così, 0-0. Folgore Castelvetrano con Carlo Misilmeri con qualche fischio che si alza nella tribuna dello stadio Paolo Marino. Mister, dalla tribuna non è mai facile, però che partita ha visto? Sicuramente è stata una gran bella partita, agonisticamente valida, due belle squadre che si sono affrontate. Fino all'ultimo secondo entrambe hanno provato a vincere, alla fine è uscito fuori un pareggio che io penso che lasci contenti entrambi. C'è un po' di rammarico per l'espulsione perché vi ha lasciati chiaramente in 10 a metà secondo tempo, poi per quella palla gol sui piedi di Fofana negli ultimi minuti è stato murato all'ultimo secondo, poteva essere un finale diverso. Sì, no, noi anche in 10 uomini abbiamo provato a vincere la partita perché insomma giocavamo in casa e pur non essendo in 11 comunque abbiamo provato a vincere fino alla fine. Sì, abbiamo avuto diciamo nel secondo tempo abbiamo avuto le palle gol le più nitide. Ecco, mi ha dato un assist, giocavate in casa, una tribuna strapiena per sostenervi, questo è chiaramente un bel segnale. Sì, noi abbiamo una tifoseria che ci segue sempre, molto calorosa, è chiaro che si aspetta sempre che noi ogni domenica facciamo bottino pieno, però insomma il campionato è lungo, è duro e sappiamo che praticamente ogni partita sarà sempre combattuta. La prossima in casa della Nissa, che partita si aspetta contro la capolista del girone A di eccellenza? Ma non abbiamo niente da perdere contro la Nissa, andiamo lì e cercheremo di fare il massimo. Giampaolo Lobue oggi in panchina nella Don Carlo Misilmeri. Partiamo dal risultato 1-0 che vi fa ripartire, ecco. Sì, sicuramente è un risultato che ci va un po' stretto perché comunque venivamo da risultati poco carini, però oggi ci tenevamo a fare bene dopo una settimana difficile. Abbiamo rischiato, secondo me, ma potevamo fare un po' meglio e portarci a casa il risultato perché comunque secondo il mio punto di vista abbiamo fatto abbastanza bene e con un po' di cattiveria in più potevamo fare il risultato pieno. Ecco, quanto rammarico c'è soprattutto perché il Misilmeri è rimasto in superiorità numerica nella seconda parte del secondo tempo, forse lì si poteva spingere un po' di più. Capisci bene che quando c'è un po' di stanchezza mentale, non so se definirla così, non siamo abbastanza lucidi per fare bene, però ci stiamo ricompattando, stiamo cercando di rialzare la china. Devo dire che abbiamo fatto per me un'ottima gara perché comunque in un campo difficile come questo portarci alla fine è uno 0-0 un punto e ci dà la spinta in più per cercare di fare bene le prossime partite. Prossima gara appunto contro Super Giovane Castelbuono, che partita si aspetta? Ma noi scendiamo in campo sempre per fare il risultato. In settimana adesso ci ricompattiamo, lavoreremo per fare assolutamente il risultato pieno a Misilmeri. Diallo voleva l'1-2 con Suarez, poi Suarez magicamente recupera il pallone, lo serve a Diallo che mette il pallone in mezzo, mostruoso Keba, mostruoso, concentrazione altissima per i due che si affronteranno a breve. Fischia l'arbitro, rincorso da parte di Torres, aveva intuito l'angolo Keba, la super giovane Castelbuono si porta in vantaggio sul calcio di rigore da parte di Torres, il vantaggio dei ragazzi di Interbognanni. Diallo che prova a prolungare, va Palardo, pallone dentro, Diallo, era tutto buono, Diallo
spreca una grande opportunità. Fischia l'arbitro, parte Licata, conclusione basta per conclusione, calcio d'angolo, va ad andare qui Torres, Suarez, prova a mettere il pallone, c'è Torres, quel Cianci non ti smentisce mai, 2-0. L'arbitro aveva fischiato, il giocatore Mazzara è andato a passaggio, Suarez mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, poi Pappalardo potrebbe coordinarsi, fronteggiato da Erbini, poi Antus, il suo sinistro, dice tra le braccia di Keba. Dentro il colpo di testa alla rete, Ortiz, anzi Shammem trova il gol del 2-1. All'improvviso riapre il Mazzara 46 con Shammem per Pappalardo, scusate, a Fenici, Garofalo, cercare di Torres che è partito di posizione regolare, Torres, calcio di rigore giallo per Keba, con il mancino, rincorsa centrale da parte di Arenoso contro Keba, fischia l'arbitro, la rincorsa da parte di Arenoso, 3-1 Super Giovane, ha ristabilito il più 2 la Super Giovane Castelbuono con Federico Arenoso. Attenzione, Belecco, serve il pallone con Pompardo che poi calcia al lato, Bertoglio prova ad andare via, Bertoglio si rialza, prova adesso la posizione, opportunità per il Mazzara Rosella, riparte nuovamente il Mazzara 46 che insiste, conclusione, pallone passa a Giannem, palla che si perde sul fondo, il Mazzara 46, palla dentro, poi conclusione, rete del Mazzara, Sheriff. Squadra in campo, ben ritrovati dallo Stadio Comune di Giardinello per la quinta giornata del campionato Under 19 siciliana, girone B, avanti in questa quinta giornata Athletic Club per 0-7. Nel frattempo sono arrivati una caterva di cambi per l'Athletic. Allora, sono entrati Villeci al posto di D'Amico, quindi sono cambiati due esterni, chiaro che Cipolla sul risultato di 7-0 pensa a cambiare, a far rifiatare quelli che hanno giocato più. Sono entrati Villeci con 14 e Busardon con la 16, e al momento solo questi due. Giardinesi invece che prosegue con gli stessi 11. Si
secondo tempo che parte adesso. Il giro palla Athletic. Fallo qui da destra per partire fuori. 0-7. Non è dentro. Benissimo, Morello, facile. Arbitro che se... Belli nel mezzo a rimorchio geloso anticipato. La prossima volta va chi sopra. Lo stiamo richiamando, non lo stiamo Zora. Passa bene Zora, ma più perché sparano in tribuna. Tarantino pressato, se lo deve cavare. Lì in mezzo, ragazzi, Tarantino calcio con la Giardinellese. Guarda la poeta poi. Tutto terminerà la situazione, visto con Foido, può dire. Dentro allontana Tarantino. Sta Giardino si attacca, stia bene in questo secondo tempo. Ribellino prova a andare a destra, deviazione e calciando ancora per la formazione giallorossa. Cross di Ribellino sul secondo palo, allontana ancora Tarantino, sempre quello che svetta più alti di tutti in area di rigore. Anche Lucchese comunque che tocca questo pallone, lo perde, lotta ancora. Poi Ribellino. Macaluso, deviazione Tarantino, riversa Giardinellese. No, riversa Athletic. Geloso, bel disimpegno, Zora lascia il pallone, lo recupera Arcoleo, quanti ha recuperati i palloni Arcoleo e poi viene steso a terra, si prosegue con la palla allargata in direzione di Billeci che calcia e segna il gol dell'8-0, praticamente al primo pallone toccato Billeci. 8-0 per Athletic Club. Ottima ripartenza sfruttata al meglio, 0-8 il parziale adesso. Qui c'è a terra Macaluso e poi viene messo fuori.
Cambio della Giardinellese, esce Geloso, ma non c'è il sostituto pronto a entrare. Allora esce Geloso, ed è entrato forse Pizzurro, vediamo. Sì, è entrato Pizzurro. Il numero 13 è uscito Geloso che non ha fatto una buona partita, tanti problemi poi. Giosuè Pizzurro con la 13 per la Giardinellese. Arcoleo, Martino, già palla di adesso senza scrivere Antona prende un colpo in ritardo da Pizzurro, punizione. Vai a chiedere scusa, È bello, vai a chiedere scusa. Vado da vicino, scusa. Tarantino, controllo sbagliato, rischia, però rimane duro nel contrasto, lo vince. Lucchese, Viola per spedire il pallone in avanti. Ancora Viola prova a resistere qui. Si impegno di Ribellino, uno dei migliori con quella Giardinellese, una delle poche note positive di quest'oggi a formazione di casa. Fiori Pietro da Antona va a rinvio lungo a cercare Busardo, poi allontana Tarantino. Controllo qui e subito Arcoleo a recuperare il pallone. Lucchese, triangolo stretto con Arcoleo, poi Clemente a ricevere. Viola. Candela. Di testa Martino anticipato. Offusci i suoi. Qui cerca la giocata, Busardo ha cercato praticamente un sombrero stranissimo. Candela. Chiuso da Martin Platrò. Viola per recupera il pallone, va a terra. C'è fallo sul numero 8. Lorello. Antona. Lancio lungo Clemente di petto per ad appoggiarsi. La tiene sempre lui. Poi in verticale da Busardo che si appoggia bene. Pallone in verticale a cercare Villesci contro ben 14. Cambio di lato qui su Lucchese contro il 15 che va al traversone, svirgolato però. Appoggiastia Lombardo per Foscia Giardinellese. Ribellino. Lanciungo cerca lo scatto di Pizzurro, troppo lungo. Davanti con le mani. Viola
Avanza momento di Busardò, anche con di Clemente, servito Mattia Clemente, la sterzata, zona tiro, destro di Clemente, palo gol, 9-0, segna il numero 10 che è rientrato bene e ha calciato, pallone perfetto, conclusione perfetta che baci il palo in rete, 9-0 per Athletic Club. Con la firma dell'altro attaccante Mattia Clemente. Gallia lascia il posto dopo il poker, dopo il pokerissimo. Altro cambio, esce proprio Clemente. Arrivano altri due cambi. Entrati Alessi e Anania. Esce il posto Clemente e Arcoleo, se non sbaglio. Ingresso di Alessi e di Anania. Conclusione qui, svirgolata. Antonio. Villeci si è abbassato come terzino destro quasi. È molto basso. Martino chiude. Villeci pressa, Candela resiste, poi Mazzi Giardino gioca con Zora. Serve Nicolò che prova a inconiarsi, così Martino calcio d'angolo. Poi rapidamente su Zora che controlla, passi in mezzo ad un numero 10, bella giocata, poi allontana Villeci, rimpallo Tarantino male, Pizzuro ci mette la testa, Tarantino prende calcio di rigore. Intervento scomposto di Tarantino che ha travolto l'avversario. Tarantino è andato di testa, ma intervento abbastanza scomposto, calcio di rigore per la Giardinellese. Il contatto c'è, intervento abbastanza scomposto. Ha preso il pallone Zori, il capitano, contro Lorello, il migliore dei suoi in questo 0-9 senza senso. Zora contro Lorello, a Zora lo spiazza centrale, la conclusione del numero 10, freddo però, 9-1. Il gol della consolazione per la Giardinellese. Entra in gol. Tu ci affari ci mette, entra in gol. Antonio sbaglia qui, troppa fretta, poi Maccaluso lascia lì il pallone. Lucchese, Tarantino, Lucchese, unico errore della partita Tarantino è stato il Fularico, poi non ha sbagliato nulla, ho fatto troppo, ha sbagliato anche questa palla. Antona, Zora con grande eleganza, palleggio, poi nasconde il pallone, poi sbaglia il passaggio. Tarantino spazza via, la cash in out per la Giardinellese. Questa è 3 gol la consolazione. Anania dentro, grande palla per il taglio di Alessi che penetra in aria e fa 10-1. Gran movimento di Alessi, gran palla di Ani, due neoentrati dell'Athletic Club, due dei neoentrati dell'Athletic Club. 10-1, ci mette pochissimo a tornare sulla più 9 la formazione di Mr. Cipolla.
Poi la passa per Candela che mette in mezzo, non c'è nessuno a raccogliere. Questo cross basso. Tarantino ricomincia da dietro, allontana Lorello per evitare danni. Anania sta scattando Busardò, Anania va lungo ancora da Alessi che è veloce, è uscito il portiere, è uscito Tinervi, Alessi fuori. Cercato un pallonetto. Cercato un pallonetto. Ma... Se era però l'ave, la palla esce fuori. se era però l'ave dove fare. Rimessa per la Trick Club. Forse Ricciotto, incazzato perché scoppia un po' una cosa. Si riscalda il portiere. Sì, è pronto il secondo portiere a entrare. Lucchese. Anzi Bilaci, pardon, si appoggia sul Martino, tocco di Candela, rimessa per il club che rimane lì. Anton disturbato Sta facendo portiere! dietro a Lorello. Fiore. Viola, un partitore numero 8. Che sei dietro. Fiore. Tarantino. A due tocchi, grande uscita qui dell'Atletic con Viola che manda in verticale Busardò, anzi Anania, la velocità del 18 che spinta sulla sinistra, prende il fondo, Anania prova addirittura a calciare, ignorando Busardò in mezzo, ha toccato Tinervi in calcio d'angolo. Grande spinta Anania. Non trova questa palla in mezzo, Cipolla. Mezz'ora da giocare. C'è il portiere che non fa il portiere. Pallone sul secondo, però colpo di testa faceva per Tinervia. Era salito bene Lucchese a colpire questo pallone. Alessio, fallo uscire. Anania cerca il sombrero, ottiene chiusura qui. Un ribellino con più di disimpegno. Qui lancio Fiore, non si a sorprendere, ci mette il piede. Peri ancora il supporter, in pallo, Zora, pallonata in faccia. Pallone largo ancora per Macaluso, ottiene così Tarantino. Tarantino a campo davanti a sé, se lo prende il 13. Ancora Tarantino passa sul 2 più veloce, ha più forza alle gambe, se ne va Tarantino fino in fondo, Tarantino Tinervia col piede, poi ancora Tarantino e filtrazione. Busardò anticipato. Calcio angolo Atletic. Pallone in mezzo, Tarantino ancora di testa. Troppo su Tinervia, che bocca facile. Anania si appoggia su Viola che prova ancora a dialogare con Anania, l'appoggio su Lucchese contro il 14 che prova la conclusione, però troppo debole facile per Tinervia. Anania rientra 18, bel dribbling sul tiro, Anania svirgola, termina largo.
Zora. Sterzello numero 10. Ancora Zora. Ribellino. La gioca lì ancora per Zora, gran recupero di Anania, che non molla neanche su questi palloni. Alessi, bella finta il 17 che si apre il campo con una gran giocata, allarga su Lucchese, c'è campo per Atletic che può distersi ancora con la palla dall'altra parte per pallone dentro e la firma di Lucchese. 11-1, la firma del 15, azione partita da Billeci e poi Lucchese l'ha chiusa, segna anche lui, uno dei neo entrati, era entrato a fine primo tempo al posto di Giovanni, segna il gol dell'11-1. Eccoci qua. Bucata qui di Ania, c'è che il movimento guardò, poi entra la uscita di Lorello. A sfondare ancora Viola, instancabile per mettere il pallone in mezzo, ma sbilanciava il corpo, non trova un compagno, lo sceglie di Nerbia. Billeci, palla dall'altra parte per Anania che non può stoppare questo pallone troppo lungo. Poi Ribellino vince il duello. Busardò. Frena il 16, cerca il pallone per Billeci al limite, la sposta, poi la conclusione larga da parte di Viola che vuole il gol. Aspetta, via fuori. Sul legno Viola nel primo tempo. Pizzurro se ne va, Pizzurro prova l'affondo su Fiore che lo vede molto bene, arriva la copertura poi anche di Tarantino. Batte Tarantino, il cross di Ribellino, messa in attacco per la Giardina. Pallone in mezzo, poi lo stop, conclusione finta del numero 8 che si appoggia un po' su Ribellino che controlla, può andare al cross e sempre Tarantino su lui a stoppare tutto. Sposta il 13, diventa un lancio buono per Busardò. Ha riuscito a toccare per Polo Sciacca col 2, la rimessa a parte del club. Con Busardò che vorrebbe aspettare, infatti aspetta e lascia l'incarico alla battuta a Tarantino. Una gran partita, unica pecca, cosa di rigore se vogliamo, pecca tra molte virgolette qui, grandi imbucate di Billeci per Alessi che sterza, va a giro Alessi, cerca il super gol, pallone alto di poco.
Dentro Busardo col velo, si è inserito Viola che entra in area di rigore. Viola traversa e poi Alessi con la testa di Nervia, c'era fuori gioco di Alessi che era andato a ribattere la traversa di Viola. Quarto legno totale per l'Athletic Club dopo i 3 del primo tempo. Sfortunato Viola che remontata pazza, 9 gol voleva il gol chiamato mentre entra il secondo portiere, mentre era in campo, cioè come giocate in movimento. Allora, uscito il Ribellino che ha speso tutto, no, non è uscito Ribellino, è uscito Mancaluso forse, ed entra Lucio Narisi che è il secondo portiere ma entra come terzino sinistro. Qui imbucata per Alessi che scappa via e non sbaglia, doppietta per Alessi dalla panchina del 17, 12-1, subito imbucata diretta, ennesimo inserimento di Alessi, 12-1. Mentre alla fine ancora che grandi incognati del numero 1 che si allunga troppo, poi il destro alto sopra la traversa. Ha fatto una bellissima giocata il numero 9 Giuseppe Caio, che manca lui sta spinto alto. Non usciva Macaluso poc'anzi, è riuscito calza a giro. No, uscì prima ma sta girando. Lapsus non so chi è uscito. È entrato Lucio Narisi. Zora Ribellino, lancio lungo a cercare il movimento, lo scatto di Macaluso. Tarantino evita la rimessa dopo la chiusura di Fiore. Ancora Ribellino, speso tantissimo, si è mai fermato. Fiore in intervento, Tarantino allontana, non controlla Pizzurro. Anani allora, rimessa per l'Athletic Club. Una rimessa a Busardo malissimo in realtà, e l'arbitro non esita a fischiare il cambio. 3 punti doverosi questi per il club, che ora possiamo confermarlo, ne avevamo parlato, avevamo archiviato, non era un archivio, era un mettere in stand by il discorso del primo tempo, mentre la Nimbuca ancora per Busardo, manca la firma del neo entrato 16 che calcia malissimo, troppo debole, facile per Tinetti. Martino dentro il pallone, Busardo fuori gioco. Comunque tutto il quartetto difensivo non è uscito. L'Athletic Club ha giocato tutta la partita, poi Cipolla ha cambiato i 2 mediani, tranne Viola, poi ha rinforzato il centrocampo mettendo Ananietto come trequartista, ma aiuta anche a centrocampo. Villaci è entrato come esterno, poi si abbassa al centrocampo perché poi è entrato Alessi per cambiare tutto l'attacco. Fiore, Antonio,
Lancio lungo, c'è Alessia e tagliava, si inserisce Anania che prova a spizzare questo pallone. È passato molto bene Candelega, arriva limite, prova a calciare, forse sbilanciare col corpo, non si sa se fosse un tiro che comunque grande uscita di Fiore, che poi è stata spizzare il pallone. Abbiamo superato ormai da 15 minuti l'ora di gioco. 12-1 è il risultato. Poco da dire. Fiore. Pizzurro, fallo di Viola, ingenuo, nonostante il 13. Inizia il Giardinellese. Stato furbo, Pizzurro. Poi inizia il giallorossa. Il pallone Zora. Oh, ribellino, ma andrà a calciare Zora che batte tutti i calci piazzati, barriera, poi la finta di Zora che viene riagganciata a Viola, altro fallo. Zora sposta il pallone, Viola l'ha messo giù, altro fallo, il numero 8. Prende la stessa Martinelli. Non è andato bene questo Civic allora. Gli ha riconquistato un altro a Giardinellese. Zora ma col mancino che vuole calciare. Zora col mancino, barriera, stesso esito di prima. Arriva ancora sul pallone numero 10. Protegge contro 2, guadagna calcio d'angolo. Zora in mezzo allontana Antonio. Ora Zora le finte su Lucchese, poi cross in mezzo, Fiore interviene allontana. Poi Ribellino rimette in mezzo, rimpallo, Zora controlla la finta, la sposta anche il numero 10, contenuto bene da Fiore che poi uscire il pallone. Alessi per il movimento, si apre ancora il campo con un controllo verso l'interno. Ancora Alessi, fa 40 metri, palla al piede. Ancora Alessi, è tutto da solo, vuole anche strafare, contro 2. Sfonda Alessi, prende la fascia, poi il tocco. Come si fa, Viccio? Ti manca l'uso, in chiusura, calcio d'angolo. Pallone in mezzo, calciato da Lucchese. Palla in attacco, sono un combatto in aria. Per favore, finiscila. Gaio vicino per Zora, il nome per il 10 al Giardinellese, prova a distendersi con i pochi spazi che comunque lasciati del club, e qui si addormentano in 2. Anche Lombardo si è un po' intralciato con Zora, allora contro il piede pedate del club non c'è più neanche Narisi all'altra parte, se ne va Alessi, va saltato l'uomo, Alessi mette in mezzo Anania, perde il controllo, Alessi aggiusta, Busardò sotto la traversa, mancava la sua firma. 13-1 per rete del club. Mancava la firma alla panchina solo del numero 16 che porta il risultato sul 13-1.
Alla fine chiaramente oggi sarà recupero, questa è una delle cose sicure che vi possiamo affermare, oltre alla superiorità di oggi che non c'è bisogno di affermare, ma solamente di vedere che vince anche dal campo. Pizzolo però conclusione murata. Anania viola. Lucchese viola, grande palla ancora per lo scatto di Alessi che se ne va. Ti nervi alla fine. Candela, anzi Marco si spostò 6 di finta ancora sul Marchione, finta ancora del 5 che la sposta sul Fiore per prendere il fondo, ma Fiore è impenetrabile, poi si prende anche un calcio dal numero 5 che viene ricavato all'arbitro, ma Fiore è impenetrabile oggi anche all'esatto di club, al di là del gol realizzato sul rigore. Ancora Lucchese gioca lì vicino per Viola, pallone in verticale per Anania che è veloce, entra in aria, Anania punta Sciacca, la sposta Anania, cucchiaio delizioso, palla che non è uscita, Alessia rimette in mezzo, è ancora buona, poi la conclusione in porta per la firma di Viola, mancava la firma del numero 8 che si aggiunge anche lui a referto. 14-1. Viola ha cercato il gol in questo secondo tempo, soprattutto anche nel primo, sotto il secondo trovato una traversa, e il gol del numero 8. In verticale ancora per Candela, Fiore bravissimo. Si fa spostarsi adesso con Martino. Tunnel di Alessi. Ne cerca un altro. Poi Gaio giocava. Mentre questo è centrocampista, ormai Gaio. Fiore con le mani. Anania si appoggia di prima sul Lucchese. Ma lettura di Ribellino con il pallone. La sfida è tutta la difesa dell'Atletica. Salta Tarantino, si allarga Ribellino che va al traversone in mezzo, Tarantino a vuoto. Tocco di mano, calcio di rigore. Tocco di mano di Tarantino che causa un altro rigore. Tarantino vicino, dice petto, ma l'arbitro era a 2 metri, diciamo. Tarantino dice guarda il segno del pallone sulla maglia. Intanto vorrebbe battere anche la Zora, ma si è preso il compito, l'incarico di batterlo Nino Candela. Candela, porca il capitano! Per il 14-2 Candela spiazza Lorello, 14-2 segna il 7.
vale solo per accorciare le distanze e ancora una volta per la consolazione. Lo scarto diminuisce per quanto sia la consolazione per Giardinellese. 2 rigori dati alla formazione di casa, entrambi trasformati, uno da Zora, l'altro da Candela. Portiere parla! Cinque alla fine. Le partite archiviate, si gioca solo per il risultato finale. Vai Gesù! Vai Gesù! Vai Gesù! Martino, passato da Candela. No, Nino, non c'è più. Questo è bravo. Lei ha avuto questo cambio di gioco inarrivabile per Lucchese. La Cibellina si fa sorprendere ancora. Occhio al movimento, la conclusione! La gran parata di Lorello, calzi in calcio d'angolo, gran parata. La prima forse vera del portiere del club. Fa davvero, forse veramente la prima parata del match. Per il numero 1 da Athletic. Comunque ci mette la mano la grande. Calcio d'angolo, colpo di testa di Paolo Sciacca, palla fuori di poco. Giardinellese solo in questo fine si è svegliato. Questo è troppo tardi. C'è fritto! C'è troppo fritto! Antonio. Viola. Di tacco per Lucchese per stezzare, rimessa Giardinellese. Zora. Palleggia, bocca al cielo, prova Zora! Non male. Il suo destro, palla larga, rimessa al fondo, non c'è direzione. Sei vicino, Caio! Nino, dai, tranquillo, Nino. Bravo, c'è la vista! Non c'è motivo. Vai. Asas! Viola. 2 alla fine. Arbitro, da un occhio al cronometro. Questa tecnica neanche più bene attaccare. Gira palla. L'ha buttata via. Giardinellese si è arreso per il secondo gol praticamente. Quindi 3 punti per Athletic Club, 14-2. Sale a 10 punti in classifica e torna al secondo posto in attesa di Parnval e San Giorgio. Finisce 14-2, una partita senza storia a Giardinello che si è messa in discesa subito per la formazione di mister Cipolla già nel primo tempo con un 7-0 netto, poi è diventato 14-2 nel secondo tempo, vittoria netta, facile, senza storia per Athletic Club che guadagna 3 punti importanti per risalire la classifica e doverosi. Un grazie da Filipe Calderella, ciao amici sportivi, alla prossima.